Rispondimi, la tua macchina non era parcheggiata qui sotto. Riflettici, sono giorni che non paghi, che non guardi più il conto. Offenditi, ti senti sola, non mi guardi, non accetti lo sfratto. Comprendersi, non sono capace, non sono più audace, ma voglio comunque provare a cantare. Gente laila, la laila laila, la laila laila laila, la laila laila, laila, la laila laila, la laila laila laila, la 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 laila. Sotto, sopra, sotto tutto quello che mi è rimasto, affrontami e riprenditi i tuoi spazi, nulla era rimasto. Nascondersi per non tacere, non vedere tutti i sbagli che ho fatto. Confondimi, non sono capace, non sono più audace, ma voglio comunque provare a cantare. Dai, dai. La 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 oh la 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 Buonasera Salotto, Adam Smith. Grazie, grazie. È sempre bello essere qua. Cioè possiamo dire quasi casa nostra, veramente è il salotto di casa nostra. A me fa piacere anche perché come dire, siete qui poi tra l'altro se non sbaglio anche proprio l'etichetta in qualche modo c'è un po' lo zampino del salotto, se posso dire. Marco. Altro che se c'è lo zampino del salotto, d'altronde il salotto di Mao comunque è sempre stato un ottimo punto di ritrovo per tutti i musicisti e quindi è anche grazie al salotto se siamo entrati in contatto con questi gruppi, è stato un bel grazie di cuore perché un aggregante. Allora diciamo adesso sempre con questa formazione diciamo pura degli Adam Smith, che cosa andiamo a sentire? È un pezzo, perché voi pezzi polemici ne avete fatti alcuni in altri anni, sì. Quando eravamo giovani facevamo le cose tipo alla normale, banale, maiale, esatto, cose lì, sì. Invece adesso una poetica, adesso polemica perché facciamo una polemica diciamo ormai contro la giunta comunale. Contro la giunta comunale. Direi che siamo commento sensibile. Beh certo, sei sul pezzo diciamo. Ma non siamo sul pezzo direi. No? Abbiamo fatto un pezzo perché un po' di mesi fa, anzi forse un anno fa, alcuni musicisti sono stati multati perché davano fastidio, suonavano e c'era ancora no, non possiamo dire. Quella è una storia vecchia, più di un anno fa. Noi allora abbiamo pensato a questa canzone e l'abbiamo intitolata Loro non pensano, perché non c'è un cazzo da fare se chiami la municipale perché i musicisti ti danno fastidio. Certo, tu guarda in camera però non guardare perché poi da casa, scusa Marco, io lo dico. Hai ragione. Ma quindi scusami, questa l'avete scritta per Fassino, però paradossalmente calza meglio con l'Appendino. Sì. Come dire, cambiano, ma va bene, allora scusami, com'è il titolo? Loro non pensano. Loro non pensano, noi chi lo sa, signore e signori, gli Adam Smith. Loro non sono coerenti, respingono le idee, si sentono contenti. Loro non fanno mai tardi,
pretendono silenzio, rifiutano i tuoi sguardi. Io li ammirerei se fossero contenti dei miei guai. Ormai loro che pensano di noi, loro che ridono di noi, loro che parlano per noi, loro distruggono, no, loro non pensano, no, oh, loro non saltano, no, oh, loro non cantano, no, oh, loro non pensano, no, no, loro non pensano, no, oh, loro non credono, no, oh, listen to my sing my word, loro non pensano, no, oh, listen to my sing my word, oh. Loro che chiamano l'ufficio comunale, pensando che tutti sono lì per far del male, ti lanciano secchiate, ma che cazzo c'hai da fare? Col cane in mano senza ancora bestemmiare. Io l'ammirerei se fossero contenti dei miei guai. Ormai, hey! Loro che pensano di noi, loro che ridono di noi, loro che parlano per noi, loro distruggono, loro non pensano, loro non cantano, loro non ridono, loro non pensano, loro non pensano, loro non credono, listen to my sing my word, loro non pensano, listen to my sing my word. Grazie gente, loro non pensano. Bravo Gigi che batte le mani, soprattutto a te che piace. Loro che chiamano l'ufficio comunale, pensando che tutti sono lì per far del male, ti lanciano secchiate, ma che cazzo c'hai da fare? Col cane in mano senza ancora bestemmiare.